secondo, stiamo online. Buonasera a tutti, stasera siamo con il generale Giovanni Nistri, che ha comandato l'Arma dei Carabinieri. Ha smesso l'incarico qualche anno fa, credo, insomma, qualche anno fa è stato un generale dell'Arma dei Carabinieri che ha scritto una autobiografia per la casa editrice Neri Pozza. Io ho letto con estremo interesse la sua autobiografia che ha narrato la vita di uno che è entrato già alla Nunziatella, che lo descrive nel libro, poi è stato un giovane ufficiale dell'Arma, ha girato l'Italia da su in giù, ho contato 35 traslochi e in questa carriera che da giovane ufficiale poi l'ha portato a comandante generale dell'Arma dei Carabinieri ha fatto molte cose. Ha fatto molte cose che poi dopo noi chiederemo nel particolare anche qualcosa, insomma, no? La vita da carabiniere, il periodo trascorso nel nucleo della tutela artistica ai carabinieri. A me, per esempio, il mistero del quadro di Caravaggio scomparso da Palermo nel 1969, io ho letto diversi libri che ancora 68, 69, insomma, che rimane un mistero la storia d'Italia. E poi è stato anche impegnato nel progetto della Grande Pompei che ha svolto con decisione, con fermezza e anche con molta competenza. Ha iniziato la carriera nel 1976, l'ha finita nel 2021 ed è stato 45 anni al servizio dello Stato. Ha, insomma, così no, ha avuto l'esigenza, ma anche ha avuto il piacere di scrivere le proprie memorie, che in una carriera non sempre facile, insomma. Lui, quando ha scritto, parlava da giovane ufficiale, andò al poligono, là purtroppo ci fu un incidente non legato al generale, ma a un fatto di un'altra persona, e poi anche le diverse morti e i diversi funerali che lui ha dovuto fare per, per stare lì e rappresentare lo Stato, i diversi funerali di molti servitori dello Stato. Io lascerei le parole ora al generale e poi io mi riservo di fare 4-5 domande nello specifico. Prego. Intanto buonasera a lei, professore, e buonasera a tutti gli eventuali ascoltatori. Io la ringrazio dell'opportunità che mi ha dato di poter presentare questo libro, che io definisco autobiografia atipica. Atipica sia perché non segue un ordine cronologico, bensì è una serie di frammenti che come se fosse un quadro divisionista che io spero che alla fine possano ricondurre a una sintesi unitaria, ma è atipica anche per un altro aspetto. Sì, lei ha detto è un libro di memorie, in realtà più che essere un libro di memorie eh, incentrato su una persona, cioè su chi l'ha scritto, su me stesso, è un libro che intende dare uno spaccato dall'interno dell'Arma dei Carabinieri e dei suoi componenti. E quindi ha questa particolarità. L'altra particolarità importante che io vorrei sottolineare da subito è che questo libro, diciamo così, è nato originariamente perché chiacchierando con delle persone mi fu detto lei ha una nipote, mia nipote per il momento è l'unica nipote che ho, si chiama Emma, ha 6 anni, compiuti proprio 2 giorni fa. E mi hanno detto non lasci che sua nipote conosca suo nonno solo attraverso il web, solo attraverso YouTube e le altre particolarità della rete, perché molto spesso la rete distorce la verità. Sia lei a raccontare a sua nipote, se lo vorrà leggere da grande, quello che è stato suo nonno e i sentimenti che ha provato suo nonno. Mentre cominciavo con la difficoltà tipica di chi si deve arrampicare sul Monte Bianco della pagina bianca,
E ho pensato che in fondo mia nipote era fortunata perché ha un padre, ha una madre e ha 4 nonni, tutti ancora in vita. E invece molti bambini questo non l'hanno più. In particolare ho pensato agli orfani dei militari dell'Arma ed ecco perché è importante, e la ringrazio ancora di questa opportunità, per divulgare questo libro, perché tutti i proventi di mia pertinenza saranno devoluti all'Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari dell'Arma dei Carabinieri. E un piccolo contributo, a onor del vero, anche a un'organizzazione di volontariato che si occupa diciamo, di inserimento di ragazzi disabili nella società, nel quotidiano. L'organizzazione di volontariato si chiama Fuori dal Nido di Urbino e il progetto è Dopo di noi. La principale preoccupazione di genitori che hanno un figlio diversamente abile, infatti, è che cosa accadrà dopo di noi, chi si curerà dei nostri figli. Ecco, questa organizzazione contribuisce a un inserimento graduale e in autonomia di questi ragazzi, ma la maggioranza dei proventi andranno all'Opera Nazionale, che oggi come oggi assiste circa 1 migliaio di orfani in tutta Italia, dal momento del triste evento sino al termine degli studi, siano essi universitari, siano essi professionali. E lei ha parlato giustamente, così entriamo magari subito nell'argomento principale, lei ha parlato anche di funerali. Sì, ho scritto un capitolo al riguardo, un capitolo tratta, che si intitola Coloro che sono andati avanti. E io non potevo non tenere conto e non parlare di questo spaccato di vita dell'Arma, non potevo non parlare di chi è andato avanti e non potevo non parlare anche di cosa si prova a confrontarsi con la morte. Intendiamoci, tutti noi ci confrontiamo con la morte. Nel libro la definisco la nera giocatrice di scacchi, riprendendo un famoso film di Bergman. E, però siamo tutti abituati, ripeto, o comunque ci dobbiamo necessariamente confrontare col destino che è di noi umani, ma in certe situazioni vedere chi non c'è più, vederlo mentre sta morendo o vedendolo appena morto, a parte le emozioni che si possono provare, ovviamente, il dolore che si può provare, ma poi per un comandante c'è anche un altro aspetto, quello di doversi confrontare. Con chi? Con i figli, con la moglie, con i genitori, con i parenti, con gli amici della persona deceduta. E questo vale sia in generale, anche che so, dovendo andare a dare la brutta notizia a un genitore di un civile, e soprattutto ti colpisce quando poi ti capita che che sia personale da te dipendente a fare questa fine per ogni motivo, sia che si tratti di un assassino, un delinquente che uccide il collega carabiniere, sia che si tratti di un incidente stradale in cui rimane coinvolto il collega carabiniere, le mille sfaccettature attraverso la quale la morte si presenta di fronte alla nostra quotidianità. E quindi, e concludo, mi pareva necessario da un lato rappresentare le difficoltà che si hanno per un comandante a doversi confrontare come persona e anche come responsabile, di doversi confrontare con i parenti di chi non c'è più, e dall'altro voleva essere, a modo mio, un omaggio a chi ha perso la vita in servizio. Ce ne sanno, la lunga carriera ne ha visti molti, insomma, c'è da Sì, ufficiale, sì, per non forza. c'è dubbio, purtroppo sì. Diciamo che nel libro parlo solo per non fare un torto a nessuno e per ricomprenderli tutti quasi come un abbraccio. Parlo del primo
collega che ho visto morire proprio di fronte a me nel corso, come lei ha ricordato, di un'esercitazione quando ero ancora ufficiale allievo alla scuola ufficiali. Ed è l'ultimo che ho visto da comandante generale. Il primo si chiamava Brigadiere Serbia e l'ultimo, quando ero comandante generale, è stato il vicebrigadiere Mario Cercello Rega, ucciso con 11 coltellate nel corso di un'operazione antidroga nei confronti di due giovani statunitensi. E che dire, è difficile viverla, questo dolore, è difficile vivere questi momenti, è difficile dover in qualche modo dare un motivo, dare una motivazione a chi sopravvive e anche assicurare loro, nei limiti in cui ciò è possibile, comunque una vicinanza che non è la vicinanza dell'individuo, ma è la vicinanza dell'istituzione e che non dura solo nei momenti più concitati, ma che si deve estendere lungo tutto il resto della vita, perché questo è veramente, questi sono veramente drammi che è difficile scordare e l'istituzione deve saper ricordare. Questo lei ci ha riflettuto perché lei ha iniziato la carriera nel 76, ricordo Sì, il 78, no, con scusi, Moro, gli anni scusi di se l'ho Brigate Rosse. interrotta. No, Scusi, dicevo, prego. scusi, sono entrato nel 74 in accademia e Se nel ne accade. Poi il 74 76 e nel sottotenente, 76 sono diventato ufficiale, ufficiale, sì. dopo il biennio in accademia, sì. Dicevo, erano anni di terrorismo, Brigate Rosse, ricordiamo Moro, 78, quindi lei chiaramente da giovane ufficiale prendeva il giornale, leggeva, vedeva tutto e poi la lunga carriera che lei ha fatto ha avuto modo di riflettere diverse volte, insomma, sulla morte in servizio, insomma, che fa parte anche del mestiere di carabiniere, che Allora, c'è. Sì, certo, sì, allora sì. purtroppo le cronache di tutti i giorni ci dimostrano come le morti sul lavoro purtroppo non sono un'eccezione, ma sono non meno la normalità, sono purtroppo un fatto della vita che si, che si verifica troppo spesso nella nostra realtà nazionale. Tra questi morti sul lavoro poi ci sono anche i morti delle forze dell'ordine, delle forze armate, e ci sono in particolare i morti dell'arma. A, che dire, quando uno è un giovane ufficiale, quando uno entra in accademia, alla scuola ufficiali, tu sei un giovane e pertanto, come tutti i giovani, la morte o nella stragrande maggioranza dei casi non te la prefiguri, perché non è che sul contratto che tu firmi c'è scritto guarda che tu puoi morire, no, è ovvio. E quindi uno entrando vede forse più gli aspetti eroici, gli aspetti operativi, gli aspetti anche di socialità, di ruolo da svolgere nella società. E però poi ti devi scontrare con questa realtà e sempre, ogni volta che ti scontri con questa triste, dolorosa realtà, non puoi non pensare che al posto tuo, che cerca di consolare un genitore, potrebbe esserci un tuo collega che cerca di consolare i tuoi genitori. Quindi c'è anche questo coinvolgimento, diciamo, individuale, che non è una sorta di egoismo primigenio, è invece una sorta di condivisione e di compartecipazione. Va bene. Nella seconda domanda, quindi io già le ragioni del regolamento degli anni di formazione l'abbiamo vista ora, insomma. Però la vita di carabinieri in giro per l'Italia. Questo che a me ha molto colpito nel suo libro, che lei ci tiene all'equilibrio nel rapporto con le istituzioni, cioè con la magistratura, con le altre istituzioni, ad avere un senso dello Stato
come ha il carabiniere, però anche essere rispettato perché uno è carabiniere. E infatti ci sta quando quella frase in cui il pubblico ministero di una procura, non ricordo quale, dice io poi giudicherò lei, lei insomma quella frase l'ha rimarcata, l'ha fatta capire nel libro, dice anch'io sono un tutore della legge, non ci sta bisogno che lei giudichi me, perché Allora, entrambi andiamo verso la stessa parte. Quella è bella, insomma, il senso del dovere, ma anche il rispetto di se stessi. Prego. sì, in realtà sì, nel libro citavo un fatto specifico che occorse quando ero comandante della compagnia di Sanremo. C'era una determinata operazione, diciamo, nei confronti di un'organizzazione di tipo mafioso, comunque riconducibile a quei sistemi. E si trattava di un'estorsione, ecco, diciamo. E allora predisponemmo una serie di attività, una serie che dovevano poi portarci a scoprire nella flagranza gli autori. E rappresentai come ritenevo da un lato giusto e dall'altro doveroso al pubblico ministero qual era l'intendimento, qual era la linea d'azione che si voleva seguire, non tanto per avere un'autorizzazione preventiva all'epoca, non era nemmeno necessario, ma soprattutto per avere anche un conforto, uno scambio di opinioni, perché poi vedere le cose dal di fuori spesso aiuta per vedere meglio e per magari dare delle indicazioni, dei suggerimenti, dei consigli che possono essere eh, più utili. Il PM sicuramente perché oberato dal troppo lavoro se ne tirò fuori, non solo se ne tirò fuori dicendo pensi lei è l'ufficiale di polizia giudiziaria, lei operi, io come da procuratore poi valuterò il suo operato che certamente rientra, diciamo così, nella normalità dei rapporti. Tutti siamo soggetti alla legge e quindi è bene che tutti, anche nelle operazioni di servizio, le più articolate o anche le più complesse o quelle che ti possono sembrare semplicemente le più difficili da portare avanti, è ovvio, è bene che tutti si attengano alla legge perché l'unico vero galleggiante, diciamo così, che ti tiene in linea appunto di galleggiamento al di sopra della legalità e non certo al di sotto, è attenersi alle leggi. Però in quella circostanza questa risposta sembrò quasi come voler creare un muro tra l'operante sul terreno e poi il magistrato che doveva decidere. Allora, nel libro faccio qualche riflessione, probabilmente al di là degli aspetti caratteriali di ognuno di noi, al di là anche nello specifico del lavoro che poteva operare in quel momento quel magistrato, mi sembrò quasi anche come se fosse già uno dei prodromi di quello che sarebbe poi stato la modifica del rapporto tra polizia giudiziaria e autorità giudiziaria che si venne a verificare con il nuovo, si dice nuovo anche se oramai è ben datato, codice del 1989, quel codice per intenderci che trasformò diciamo, il processo da inquisitorio puro a accusatorio anche non completamente accusatorio per come poi si è venuto a delineare e che comunque modificava di molto il rapporto tra la polizia giudiziaria e l'autonomia della polizia giudiziaria con la magistratura e segnatamente con gli uffici del pubblico ministero. Sì, beh, che ci sta. Poi vediamo un po' il periodo trascorso al comando della tutela artistica, che è una delle eccellenze italiane, abbiamo già detto, insomma. Tenevo un Allora, amico che ci lavorava, insomma, Fabrizio Rossi, che saluto, insomma, se non so se lei lo conosce, è stato diversi anni lì, parlava era maresciallo, parlava di Conforti, all'epoca ci stava il generale Conforti.
Lei c'è stato e ce ne parli un po' di questa esperienza Allora, il maresciallo Fabrizio Rossi, scherzando, lo definivo una cariatide del comando. In realtà era una colonna, come tante altre colonne del comando tutela patrimonio culturale, questa è la esatta denominazione attuale. Perché era un maresciallo di grande esperienza, di grande competenza, che non per caso andò anche all'estero, a Parigi all'UNESCO come dire, come nostro rappresentante. Quindi approfitto, anche se lo conosce, gli porti anche i miei saluti. Allora, quando fui destinato al Comando Tutela Patrimonio Culturale, provenivo dal Comando Provinciale di Firenze come comandante, e per me era un po' come raggiungere e realizzare un sogno professionale che avevo nel cassetto. Sarà che avevo cominciato la mia carriera sul territorio, diciamo, ai reparti territoriali a Urbino, la città ideale del Rinascimento, anche lì ricca di cultura, pregna, proprio l'aria pregna di una cultura del tutto italica. E, insomma, per me fu veramente una sorpresa, e soprattutto, ripeto, il soddisfacimento di un interesse personale e professionale. Oltretutto c'era anche, come dire, l'impegno conseguente al doversi confrontare con comandanti che mi avevano preceduto di grande valore. Lei ha citato il generale Conforti, io cito anche il mio immediato predecessore, il generale Zotin, ma in realtà quel comando effettivamente era ed è tuttora un'eccellenza nel panorama. Intanto c'è da dire che il comando è nato nel 1969, ma la cosa particolare è che l'Italia si dotò di questo reparto specializzato un anno prima addirittura che l'UNESCO, che la comunità internazionale, con la Convenzione UNESCO di Parigi del 1970, invitasse gli Stati membri a costituire dei reparti specializzati proprio nella tutela del patrimonio culturale. Quindi anche in questo l'Italia ha precorso i tempi. E nel tempo sono stati tantissimi i successi del comando. E mi ricordo a una conferenza a cui partecipai come relatore all'Università a Ginevra, c'era un relatore prima di me che illustrava i comandi che si occupavano della tutela nei rispettivi paesi, e indicò i carabinieri del tutela patrimonio culturale prima dell'FBI. Ora lei comprende, l'FBI insomma, è il non plus ultra dell'operatività, dell'importanza organizzativa, eppure i carabinieri del tutela patrimonio culturale, e quindi estensivamente i carabinieri, erano considerati, diciamo, prima come capacità e competenze. Del resto, la banca dati del Comando Tutela Patrimonio Culturale, la banca dati dei beni illecitamente sottratti, è la più ampia al mondo, ed è tratta come esempio anche tecnologico nei confronti degli altri stati e di Europol per costituire, e di Interpol anche, per costituire banche di dati analoghi. E tra i momenti più belli di quel comando, io ricordo quando, ne ricordo tanti, ma ne voglio citare due che hanno poi riferimento con la Presidenza della Repubblica. Ora, in quegli anni, negli anni in cui io ho comandato quello splendido comando, si verifica il cinquantenario della istituzione della Comunità Europea, e nell'occasione presso il Quirinale si tenne una mostra nel salone magnifico, nel salone dei corazzieri, si tenne una mostra in cui ognuno dei 28 all'epoca stati che costituivano l'Unione Europea presentarono un capolavoro culturale
del proprio Stato. Che so, la Francia presentò il pensatore di Rodin, l'Olanda una tela di Mondrian, noi presentammo un quadro, Il gentiluomo dagli occhi grigi di Tiziano Veceglio e via discorrendo. Però al centro di questa sala c'era che cosa? C'era un cratere attico, un cratere, chiedo scusa, dell'antica Grecia, il cratere che illustrava quella che poi era la genesi, diciamo così, mitologica dell'Unione Europea, dell'Europa in genere, rappresentava appunto il ratto di Europa. E quel cratere, patrimonio dell'umanità, era stato recuperato dai carabinieri. E per un carabiniere che per di più comandava il tutela patrimonio culturale, vedere al centro dell'interesse culturale dei paesi componenti all'epoca della comunità europea e vedere un esempio dell'operatività del comando fu chiaramente una bellissima esperienza. L'altra esperienza è sempre legata al Quirinale, nel senso che in quel periodo, grazie anche all'attività di diplomazia culturale condotta in perfetta sinergia con il Ministero dei Beni e le Attività Culturali, all'epoca il ministro era il ministro Rutelli, e con l'Avvocatura Generale dello Stato, il defunto avvocato generale Fiorilli, con la Procura della Repubblica di Roma, il sostituto procuratore Giorgio Paolo Ferri, anche lui purtroppo deceduto. Insomma, si riuscì a ottenere la restituzione in Italia e quindi il ritorno in Italia degli splendidi capolavori dell'arte romana e magno-greca che erano stati sottratti illecitamente al patrimonio nazionale ed erano per le vie traverse le più strane, che comunque furono ricostruite tutte con esattezza dalle indagini del tutela patrimonio culturale, restituite da 4 importantissimi musei statunitensi. E in quella circostanza, per celebrare questo ritorno, al Quirinale fu organizzata una splendida mostra da parte dell'allora consigliere per le attività culturali del presidente napolitano, che poi era il professor Louis Godard. Questa mostra si intitolava Nostoi. Nostoi è il ritorno di Odissea, di Odisseo dal lungo e periglioso viaggio, e dopo un lungo e periglioso viaggio questi capolavori ritornavano in Italia. E fu bellissimo perché anche quello era un grandissimo successo di una sinergia nazionale nella quale i carabinieri avevano contribuito in maniera direi anche determinante. E fu bellissimo quando nell'anteprima di presentazione della mostra il Presidente della Repubblica, allora Presidente Napolitano, volle congratularsi facendomi uscire fuori insomma dal pubblico e stringendomi la mano. E in quel momento capii, a parte la soddisfazione personale, perché poi siamo tutti uomini, abbiamo anche noi le nostre, magari se vogliamo, debolezze, ma in quel momento capii un'importanza fondamentale del nostro lavoro. Non si lavora mai solo per se stessi, si lavora in relazione a quello che deve essere un successo di tutti. Io capii che quel successo derivava dai lunghi lavori investigativi di chi mi aveva preceduto e soprattutto di tutti i militari che avevano contribuito. Al tutela patrimonio culturale ci sono dei militari, ci sono degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati che sono veramente degli esperti. In certe circostanze, senza togliere nulla ad altri, in certe circostanze alla pari anche di esperti ministeriali. Insomma, lì compresi l'importanza della collaborazione, lì compresi l'importanza di un lavoro che non è mai fine a se stesso, che non si inizia e non si conclude solamente con la persona, ma che precede la persona, il comandante nel caso specifico, e che segue ben
oltre le attività che il comandante riuscirà a svolgere e a far svolgere ai propri collaboratori. Certo. No, non ricordiamo prima, Fabrizio Rossi comunque poi è laureato in lettere, grande esperto d'arte, ogni tanto ci sentiamo telefonicamente, mi insegna un sacco di cose, cioè stiamo a altissimi livelli su questo, eh. Cioè, sono Beh, certo. carabinieri speciali che hanno di grandi competenze anche culturali, poi sul fatto. Insomma. Una curiosità su questo qui, una domanda che voglio fare, siccome lei è stato generale, comandante di quel reparto, il mistero del Caravaggio scomparso, un'idea se l'è fatta, perché io, per esempio, non ci dormirei la notte, cioè, non è bene, sono passati più di 50 anni. Allora, c'è da dire che il mistero della natività di Caravaggio, scomparso oramai 10 lustri fa, Sì, giorno più, giorno meno, sì. il chiostro lì di San Lorenzo a Palermo, è veramente difficile da ricostruire, anche perché poi si interseca con ambienti, diciamo, mafiosi. E quindi la verità viene a diventa talmente nebulosa che appare quasi più oramai purtroppo una leggenda. E allora c'è chi sostiene che il quadro in realtà sia andata, la tela in realtà sia andata distrutta, c'è chi sostiene che è stata, che in qualche cavò di qualche capo non conosciuto di questa cupola, c'è chi sostiene che è stato utilizzato per scambi all'estero. Io so solo che molte attivazioni ci furono, e attivazioni peraltro sulle quali bisognava anche, come dire, prestare molta attenzione, perché appunto potendosi facilmente intersecare con ambienti di tipo mafioso, non si poteva procedere in piena autonomia, era necessario comunque riferire all'autorità giudiziaria competente in quelle aree. Io personalmente azzardo un'ipotesi, non credo che l'opera sia andata distrutta, o non credo che l'opera sia stata completamente distrutta. Forse perché è un pio desiderio quello che un giorno possa essere in qualche maniera recuperato. Dico pio desiderio, ma comunque sempre desiderio, perché il mondo del mercato dell'arte, il mondo dei beni trafugati, io lo immagino un po' come un fiume carsico, dove a volte l'acqua, l'opera d'arte, risale in superficie per poi riimmergersi in altre doline e magari ricomparire chilometri e chilometri più in là, e quindi dico magari paesi e paesi più in là. Bisogna avere la fortuna, la capacità e il merito di saper intercettare l'opera nel momento in cui risale alla superficie. Risalirà alla superficie la natività di Caravaggio? Io credo che sia l'aspirazione di ogni singolo carabiniere del tutela patrimonio culturale, ma in generale un po' l'aspirazione di tutti noi, di tutti gli storici dell'arte, di tutti i magistrati che si occupano della vicenda. Non lo so, io non lo so, e il mistero rimane tale, anche se, ripeto, di attivazioni ce ne sono state, però poi sempre la nebulosa, la nebbia è tornata a farsi fitta. Siamo qui. Il progetto della Grande Pompei, anche lì, dopo questo incarico prestigioso, le affida un altro progetto non meno prestigioso, quello della Grande Pompei, e anche lì affronta delle difficoltà oggettive, insomma, tenendo conto che è un territorio, anche quello, non facile, bellissimo, però diciamo, la presenza della camorra, insomma, là è pervasiva, insomma. Però è un incarico un po' abbastanza difficile, insomma. Sì. Allora, diciamo questo, Mm. si trattava del grande progetto Pompei, che era un progetto finanziato in buona parte dall'Unione Europea, e che constava di due braccia, diciamo così. Un braccio più importante dal punto di vista proprio del rendimento concreto, del risultato concreto, che era
l'intramenia, cioè mettere in sicurezza il sito, la città archeologica, e restaurare domus, affreschi e, e creare una nuova e più moderna e più funzionale modalità di gestione del sito stesso, e per la quale c'erano da spendere 105 milioni di euro. E poi l'altro braccio era quello di un piano strategico, di definire un piano strategico di riqualificazione di quel territorio che l'UNESCO considerava buffer zone, cioè zona cuscinetto intorno ai siti archeologici del posto, che andava da Pozzuoli sino a Castellammare di Stabia. Un lavoro particolare. Però non c'è dubbio che diciamo, l'interesse prioritario italiano del governo era quello di spendere e spendere bene quei 105 milioni di euro. Allora io fui investito di questa sorpresa, perché tale per me si venne a delineare, quando ero, pensi, in vacanza un weekend con mia moglie e uno dei miei figli, mia figlia, in Svizzera in occasione di un anniversario del nostro matrimonio. E ricevetti una telefonata dal comandante generale dell'epoca, il quale mi disse: ma guarda, il governo ha fatto il tuo nome per questo incarico. E io rimasi veramente basito, anche perché era da poco che aveva assunto l'incarico precedente, quindi io dopo il tutela patrimonio culturale ho comandato la legione toscana, poi sono andato a comandare la scuola ufficiali. Ero giunto da pochissimo alla scuola ufficiali, addirittura erano 6-7 mesi che avevamo fatto il trasloco nel nuovo alloggio di servizio, per cui tutto mi aspettavo, meno che qualcuno ponesse l'occhio su di me per un ulteriore trasferimento, per un ulteriore incarico. E d'altro canto, però, se tu fai, io sono convinto che un dirigente dello Stato in generale, ancor più un dirigente militare, non possa stare a contrattare e a tirarsi indietro se lo Stato, se l'istituzione, in quel caso anche il governo, chiede di te, tu non puoi dire di no perché non ti fa comodo. Tu devi accettare, anche se nel momento in cui mi capitò quella che all'epoca mi parve una botta in testa clamorosa, anche se, ripeto, non ne sapevi assolutamente nulla. Io non sapevo, non conoscevo ovviamente Pompei anche per il mio precedente incarico, ma non conoscevo la legge, non conoscevo che c'era questo progetto in corso e via discorrendo. Poi, vacanza finita, ovviamente si torna in anticipo a Roma, scendo da Roma, mi richiama, proprio mentre scendevo alla stazione Tiburtina, mi richiama il comandante generale dell'epoca, il quale mi dice: guarda, questa mattina ho parlato, l'affare si ingrossa, mi disse, questa mattina ho parlato con il Presidente della Repubblica, il quale mi ha detto che tu vai bene. Capisci a me, allora che cosa vuoi fare? E a quel punto che cosa dovevo fare? Certamente. E insomma, è iniziata questa avventura, chiamiamola avventura, un'avventura che si tenga conto di un fatto. Il grande progetto, diciamo, era stato approvato, siamo alla fine del 2013, era stato approvato 2 anni prima e, diciamo, si sarebbe dovuto concludere nel 2015, perché rientrava nel periodo di programmazione dei fondi di impiego dei fondi europei 2008-2015. Adesso, se dico qualche inesattezza, perdonatemi, ma si parla senza rete. È stato fatto comunque che il grande progetto, la parte intramenia, prevedeva qualcosa come 5 piani. Un piano della conoscenza, un piano della comunicazione, un piano della sicurezza, un piano della capacity building, che in italiano sarebbe rimettere in forze, diciamo così, le strutture che si devono occupare
istituzionalmente e normalmente del sito, e il piano delle opere. E nel piano delle opere erano appostati 85 milioni di euro, cioè la gran parte, ovviamente si trattava di mettere in sicurezza il sito, quindi le domus, gli affreschi e quant'altro. E bene, dopo 2 anni e mezzo, che cosa era successo? Era successo che erano stati spesi 700.000 euro dopo 2 anni e mezzo. Era successo che quando poi andai a verificare le carte, perché avevo cominciato veramente al buio, si verificò che potemmo considerare che, per esempio, il piano delle opere, che originariamente era stato approvato dall'Unione Europea per 55 lavori tra manutenzione di affreschi, restauro di domus, eccetera, 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 e, diciamo il 50% buono di questo piano delle opere, di queste 55 opere da fare, il 50% circa era assolutamente privo di qualunque progettazione, sia pure provvisoria. E il restante, un altro 50% del restante praticamente era privo di qualunque valutazione sull'impatto, diciamo, sismico. Insomma, eravamo veramente, non dico all'anno zero, ma certamente c'era quasi tutto da fare. E soprattutto, oltre che fare, quindi ideare e progettare soprattutto, c'era anche un altro aspetto, cioè la mannaia del tempo, perché entro il 2015 ciò che si era speso ed era stato portato a compimento sarebbe stato pagato dall'Unione Europea, altrimenti sarebbero stati fondi persi. C'era anche un altro aspetto. Il grande progetto Pompei nell'idea così nacque perché tutto sommato una serie di crolli che si ripetevano con una certa frequenza, ma insomma cadde la scuola dei gladiatori, crollò la scuola dei gladiatori, che era una delle, chiamiamole domus, uno degli edifici più importanti della città archeologica. E addirittura il ministro dell'epoca, ci furono polemiche, insomma il ministro dell'epoca proprio là si dimise anche. Ebbene, perché era crollata la casa dei gladiatori, la scuola dei gladiatori? Era crollata essenzialmente perché, la faccio breve, quindi mi scuserete se tecnicamente non sono preciso, ma insomma sostanzialmente cadde perché la scuola dei gladiatori si appoggiava sui fronti di scavo. Cosa sono i fronti di scavo? Sono quell'area che delimita la parte scavata di Pompei, all'epoca 66 ettari, dalla parte non ancora scavata, 33 ettari. Quindi ci sono questi muraglioni proprio di terra che separano le parti scavate, ovviamente, dalle parti ancora sepolte. E questi muraglioni di terra non sono terra granitica, sono terra che è anche provento di ceneri e di lapilli, quindi è una terra che, per esempio, quando piove si imbibisce di acqua. Imbibendosi di acqua si gonfia oggi, gonfia domani, alla fine una struttura in pietra necessariamente crolla. Bene, arrivato a cominciare a vedere un po' le carte, a cominciare anche a cercare di capire di che cosa si trattava, e mi accorgo che, per esempio, nessuno dei 55 progetti comprendeva la messa in sicurezza dei fronti di scavo. Ora, se uno dei motivi scatenanti era stata proprio la insicurezza del fronte di scavo, sarebbe stato anche logico che ci fossero dei progetti già completati per la messa in sicurezza di questi fronti di scavo, cosa che invece non c'è. Quindi insomma le problematiche erano varie. C'è da dire che la legge poi attribuiva al direttore generale di progetto, perché un'altra caratteristica è che all'epoca io per dire la persona che si sarebbe dovuta occupare di questo grande progetto, non era un commissario straordinario, non aveva i poteri del commissario straordinario, aveva
poteri diversi, se vogliamo anche più limitati, di direttore generale e quindi di stazione appaltante per i vari lavori. E tra le tante altre cose c'era anche da provvedere, cosa che non era stata fatta, un piano di coordinamento e di sicurezza fra i tanti cantieri che comunque avrebbero dovuto insistere sull'area e via discorrendo. E comunque, dicevo, dovevo essere affiancato da un vice direttore generale che dopo un po' fu trasferito, quindi rimasi senza vice direttore. Da 5 esperti in materie varie come urbanistica, come infrastrutture, che però il Parlamento, il governo non nominò mai. E in più avrei dovuto essere affiancato da 2 componenti di tecnici, diciamo così, 30 unità per il progetto dell'Intramenia, ma di queste 30 unità non sono mai riuscito ad averne più di 20, e di 10 unità, queste 30 unità sulla carta dovevano provenire dalle amministrazioni pubbliche dello Stato. Altre 10 unità, l'unità Grande Pompei, che si sarebbe dovuto occupare, diciamo, del piano strategico di riqualificazione della buffer zone, avrebbero dovuto essere 10, in realtà non ne ho mai avuti, mi sembra più di 5 o 6, ma insomma dovevano provenire da tutti gli enti locali che facevano parte della buffer zone. E comunque sta di fatto che fra questi l'Arma mi diede la possibilità di avere con me 6 carabinieri, 6 ufficiali nel caso specifico, che devo ringraziare di gran lunga per il supporto che mi hanno dato. Così come devo ringraziare anche l'intelligente opera di affiancamento del soprintendente dell'epoca, il professor Osanna, che adesso è direttore generale dei musei al Ministero dei Beni della Cultura, e come devo ringraziare poi le altre persone, che so, i tecnici di Invitalia, che comunque hanno partecipato al progetto. È stata difficile, però nel libro in appendice sono riportati diciamo, i risultati. Ma il risultato più concreto fu che, punto 1, l'UNESCO ha tolto dalla lista dei patrimoni a rischio di cancellazione, dalla lista del patrimonio dell'umanità, ha tolto Pompei, ritenendolo oramai un sito sicuro. E i lavori sono andati avanti, le domus sono state ricostruite, i fonti di scavo sono stati comunque messi in sicurezza, o sono messi in sicurezza, perché poi erano talmente ampi questi fronti di scavo che tecnicamente i lavori avrebbero dovuto proseguire ben oltre la fine del grande progetto. Se non che dei 105 milioni di euro che erano la dotazione iniziale, in realtà poi furono bandite gare per 157 milioni di euro. Cioè, non è che abbiamo moltiplicato né i pani né i pesci, ma abbiamo, come dire, giocato, tra virgolette, sui ribassi d'asta, cioè, in modo tale che nel momento in cui veniva assegnato un appalto, i soldi stanziati originariamente ritornavano, me ne reimpossessavo come stazione appaltante e potevo con quei soldi, con quei fondi, bandire altri progetti. E insomma, andando avanti così, le regioni coinvolte furono ben 9, le gare, la durata delle gare riuscimmo a farla precipitare dagli oltre 365, 380 giorni che avvenivano prima diciamo del nostro arrivo a Pompei, addirittura a 35 giorni per alcune gare. Insomma, fu tutto un movimento nel quale poi, poco alla volta, da uno scetticismo iniziale, e lo confesso, uno scetticismo anche mio e dei miei più diretti collaboratori, si trasformò in una voglia di fare, in una voglia di dimostrare che l'Italia le cose le sapeva fare. Per cui il grande progetto Pompei alla fine si è dimostrato anche un successo del sud italiano. E di questo io sono assolutamente lieto, sono assolutamente contento. Che altro poter dire? Ma direi che niente, insomma, direi che è stata dunque un'opera, ancora una volta,
nel libro lo scrivo, chiudo il libro ricordando le parole di Zintoni dei Malavoglia. Dice, per menare il remo occorrono le 5 dita. Ecco, ancora una volta, un qualunque successo si ottiene se c'è una squadra che tira tutta nella stessa direzione. Ultima domanda, quindi questo incarico è stato prodromico, diciamo, all'incarico come il comandante, come comando generale dell'Arma dei Carabinieri, perché poi credo che quello anche ci abbia messo, insomma, inaspettato, questo che lei lo dice, inaspettato, comando generale dell'Arma dei Carabinieri che è durato, cioè, gli anni del Covid, quindi, e anche dalla caserma sequestrata, insomma, che quello, Quando parlo di quello, Pompei, quello chiudiamo, vediamo. quando parlo di Pompei, il titolo del capitolo è Pompei, due punti, paiono traversie, puntini sospensivi, riprendendo un po' ciò che disse Giovan Battista Vico, paiono traversie ma sono opportunità. Sì, insomma, per quanto mi riguarda, io sono convinto che quella che mi sembrò all'inizio come il mondo che ti crolla addosso, perché proprio la situazione era quella che era e obiettivamente sotto un profilo strettamente tecnico non ero particolarmente ferrato in materie che non appartenevano alla professionalità normale di un ufficiale dei carabinieri. Però, diciamo, quell'incarico, la necessità di relazionare ogni 6 mesi al Parlamento e allo Steering Committee dell'Unione Europea, la necessità comunque di confrontarsi con ministri, con il Presidente del Consiglio, chiaramente fece sì che un generale di campagna, quale periferico, insomma, quale io potevo essere, ancorché non credo che nessuno possa dire una parola sul curriculum, sul cursus honorum e sul mio curriculum anche precedente a Pompei. E comunque fu un modo per, come dire, per far risuonare il mio cognome in maniera un po' più, come dire, un po' più frequente anche nelle stanze dove poi si devono fare certe valutazioni. E quindi è stato anche quella una traversia che si è trasformata in un'opportunità che per mia fortuna sicuramente, forse anche in parte per il mio merito e soprattutto per il supporto che mi hanno dato i miei collaboratori, ha fatto sì che alla fine diventassi comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, un privilegio che non mi sarei mai sognato di raggiungere quando entrai in accademia nel lontano 74 e anche un onere che ho cercato di onorare nel miglior modo possibile. Intendiamoci, io sono assolutamente consapevole che nessuno è perfetto, e meno che meno lo sono io, quindi sono assolutamente consapevole del fatto che non sempre posso aver preso le decisioni migliori, non sempre posso aver tenuto, diciamo, i comportamenti più aderenti alle singole situazioni, ma una cosa è certa, ho provato a riuscire ad essere all'altezza di una tradizione come quella dell'Arma, all'altezza dei miei predecessori nei vari incarichi, all'altezza dei miei collaboratori, ai quali va ancora una volta, insieme che con la mia famiglia, il mio ringraziamento per tutto ciò che mi hanno consentito, con tutto ciò che mi hanno consentito di ottenere. E questa, secondo me, è l'insegnamento, ancora una volta è l'insegnamento più grande. Si diceva, si suole dire, non è il comando che fa il comandante, ma è il comandante che fa il comando. Con ciò intendendo, dice, guarda, anche se ti danno un incarico di minore rilievo, non è che fai carriera solo perché, no, non fai carriera solo perché quel comando non è di maggior rilievo, perché conta ciò che fa il comandante per poter far evidenziare l'importanza di quel comando e i risultati che si possono ottenere. Io al termine della mia carriera devo onestamente dire una cosa diversa.
Non è tanto vero che è il comando che fa il comandante, non è nemmeno tantissimo vero che è il comandante che fa il comando, ma sono i collaboratori ai vari livelli che un comandante ha la fortuna o la sfortuna di avere, che fanno il comandante e che fanno il comando. Ecco, questa è stata la mia esperienza. Poi, certo, ci sono stati avvenimenti, ci sono stati avvenimenti tragici come i carabinieri, i 10 carabinieri deceduti nel mio triennio di comando per servizio, i carabinieri deceduti durante il Covid, perché non si scordi una cosa durante il Covid, l'unica istituzione che non ha mai chiuso un ufficio o un comando, sia pure il più piccolo, è stata l'Arma dei Carabinieri. Del resto era l'unica istituzione dello Stato che era presente praticamente, non voglio dire in tutti i comuni ovviamente, ma nella stragrande maggioranza dei comuni italiani, e quindi lo Stato non poteva ritrarsi in un momento di grande sofferenza della popolazione. Questa fu una scelta che presi io, confortato dai miei collaboratori diretti, ma che certamente è una scelta che era pesante, perché soprattutto all'inizio le dotazioni di protezione c'erano poche o quasi nulle. Esporre il proprio personale a maggior ragione ai rischi erano quelli che erano, però devo dire che tutti poi, la stragrande maggioranza sul territorio ha fatto quello che deve fare. Se dovessi sintetizzare questi anni, dall'inizio sino a quando sono diventato comandante generale, sino all'ultimo giorno, direi una domanda che mi sono fatto spesso e mi sono fatto soprattutto ogni volta che assumevo un nuovo incarico. Saprò essere all'altezza? Ogni volta che ho assunto un incarico ho sempre cercato, con i miei limiti, con le mie personali difficoltà, ho sempre cercato di pormi il problema: guarda, tu non sei solo Giovanni Nistri, comandante del plotone al battaglione, comandante della compagnia territoriale, comandante del comando provinciale, eccetera, eccetera, comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, ma tu sei il rappresentante di questa istituzione e tu hai un dovere verso di te sicuramente, ma verso chi ti ha preceduto, e hai un dovere verso coloro i quali prestano il loro servizio affidandosi alle tue scelte. Saprò essere all'altezza? È una domanda che mi sono sempre posto ed è una domanda alla quale non potrò mai dare io una risposta, perché non posso autoassolvermi o autocondannarmi. Deng Xiaoping disse, credo parlando di se stesso o di Mao addirittura, 50% di cose buone, 50% di cose negative, tutto sommato un buon risultato. Non lo so, non compete a me dare un giudizio. Io ce l'ho messa tutta. Ce l'ho messa tutta e non potevo che fare così. E colgo l'occasione anche ancora una volta per ringraziare la mia famiglia, perché se non avessi avuto una famiglia alle spalle, parlo di mia moglie, parlo di miei figli che hanno compreso appieno le difficoltà di questo percorso, lo hanno sposato, ognuno per quanto i miei figli, cercando di comportarsi sempre al meglio, evitando le pazzie che spesso fanno i giovani, pazzie che sono normali ma che forse per un comandante sul territorio possono essere a volte imbarazzanti. Mia moglie che ha rinunciato a tante cose anche nella sua vita professionale per seguire i figli e per venirmi appresso nei vari trasferimenti. Che altro dire? Nulla. Bello Questa è anche il stata la mia... ricordo dei genitori, è bello anche il ricordo di suo padre, Ah, a sua madre. sì, un'autobiografia che si rispetti non può non parlare della famiglia, no? Della propria Cioè, famiglia, anche di origine, ma la mia è un'autobiografia tipica e soprattutto ho cercato di separare il servizio dal privato, perché si intersecano le due cose, ma devono essere nettamente separate. Allora ho dedicato poche righe, un post scriptum alla biografia, all'autobiografia atipica, ho dedicato un post scriptum a mio padre, a mia madre, a mio fratello, insomma ho illustrato che cos'era la mia famiglia di origine e anche qual è stato, che cos'era, anche se in minima parte,
la famiglia che mi ha accolto una volta che ho sposato mia moglie. Lo ritenevo doveroso e più che doveroso lo sentivo di doverlo fare. Io la ringrazio per questa conversazione interessante che ho seguito con interesse, con estrema, insomma, con estremo interesse. E buonasera, la ringrazio e buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera, grazie a lei, grazie a tutti.